È la partita della verità per l'Alcamo, che deve battere l'Akragas per rilanciarsi in classifica. Dal canto loro i biancoazzurri vogliono i 3 punti in casa per provare la fuga ed eliminare i bianconeri dalla corsa per il salto in Serie D. Il pareggio non serve a nessuno delle due formazioni. Amici sportivi, benvenuti allo stadio Esseneto di Agrigento da Davide Sardo. È la domenica del big match dell'eccellenza, nona giornata, Akragas-Alcamo. Sempre vivo ex Licata, la buona guardia, il numero 6, piccolo. Attenzione, importante chance per Spina, il tiro cross. Akragas che mette paura all'Alcamo, al primo vero affondo. Il tiro cross di Uniemi, la palla è lì, allontana Di Peri. Poi la difesa dell'Akragas fa buona guardia, chance per Scrozzo, che mette palla nel mucchio, non c'è fuorigioco, attenzione, Vabres, rete! Alcamo 1, Akragas 0, sbaglia il fuorigioco la squadra bianco-azzurra e Vabres punisce ancora l'Akragas. A Nobile prova a far gioco a centrocampo l'Akragas, che ha fuori i 2 migliori centrocampisti. Bernardo non riesce a buttarla dentro da 2 metri, palla gol per l'Akragas, vicino al pari e Bernardo carica la curva sud. Uniemi, il cross in aria, poi sempre vivo, la palla è ancora per Vabres, giù, attenzione, calcio di rigore per l'Alcamo, rigore per l'Alcamo, non protesta nessuno e allora il rigore è sacrosanto. Ancora Vabres per la doppietta contro il giovane Infantino, parte Vabres, rete, Alcamo 2, Akragas 0. Ancora Vabres punisce i biancoazzurri, si mette malissimo per l'Akragas. Non sarà facile per i biancoazzurri recuperare 2 reti di svantaggio contro un Alcamo ben messo in campo da Ciaramella. Carbonaro, Bernardo, attenzione, il tiro di Bernardo, palla sul fondo, l'Akragas comunque c'è. Avanza l'allenatore giocatore, servito Di Peri, la conclusione, Durantini si accartoccia e fa su il pallone. Tutti in piedi, da Castronuovo il direttore sportivo, anche Sciortino che viene espulso. Espulso il direttore sportivo Salvatore Sciortino dell'Akragas. Stefano Piazza, il lancio lungo per Carbonaro, il duello con il numero 6 piccolo, avanza Carbonaro, entra in aria, ancora Carbonaro, giù, soltanto rimessa dal fondo, protesta Carbonaro. Non viene concesso il rigore all'Akragas. Nobile, Piazza, liscio di Scrozzo, Spina entra in aria, Spina, la conclusione, Durantini, ancora Spina, mette palla al centro, si salva l'Alcamo al 36esimo del primo tempo. Pirrone, il motore del centrocampo dell'Alcamo. Vabres supera Montalbano, passaggio per Uniemi con il giovanissimo Morgana che sbaglia tutto. Uniemi, la conclusione alta sopra la traversa, palla gol per l'Alcamo al 38esimo. Poi Di Peri, bravo a fermare Papania, ma l'Akragas è sbilanciatissima in avanti. Finisce qui il primo tempo, si va al riposo con l'Alcamo avanti 2-0 contro l'Akragas all'Esseneto, doppietta di Isidoro Vabres. Di Peri, Carbonaro, Di Peri, Spina, la palla buona, attenzione, Spina, la conclusione in curva nord. Ancora Beppe Nobile, il cambio gioco per Spina, non c'è fuorigioco, Spina, la palla in aria e non riesce a buttarla dentro. Beppe Carbonaro al terzo della ripresa. Fischia miele, parte Guastella sul secondo palo, Durantini fa su il pallone e attacca ancora l'Alcamo, Montalbano. Vabres, il tiro di Vabres, Infantino fa su il pallone. 22esimo del secondo tempo, punizione per l'Akragas. Attenzione, momento importante della partita. Fischia miele, parte Guastella, la palombella, rete! Un Eurogol di Giuseppe Guastella riapre il big match
Akragas Alcamo, adesso è 2-1 per i bianconeri. Poi Piazza stoppa il pallone, ancora Stefano Piazza, è pronto la cross, eccolo sul secondo palo Durantini, fischia Miele, parte Cutaia sul secondo palo, palla alta sopra la traversa, nulla di fatto. Akragas 1, Alcamo 2, 4 minuti più il recupero alla fine, fischia Miele, parte Cutaia sul secondo palo, Durantini fa su il pallone con qualche brivido, palla lunga per Vabres, di testa bene per Palermo che entra in aria, Palermo, ancora Palermo, tiro sul fondo al 93esimo, Alcamo vicino al 3-1, sempre vivo, Bonino, non c'è fuorigioco, non esce Infantino e allora Candido giù, rigore per la formazione dell'Alcamo, espulso anche Infantino, rigore per Iovino contro l'attaccante dell'Akragas De Luca, fischia Miele, parte Iovino, tiro, rete, finisce qui la partita, Alcamo batte Akragas 3-1 con i gol di Vabres, doppietta nel primo tempo, nella ripresa ha segnato per l'Akragas Guastella e poco fa al 96esimo il rigore di Iovino per il 3-1 finale. L'Akragas perde la sua imbattibilità in questo torneo di eccellenza. Alcamo che ritorna prepotentemente in corsa per il salto in Serie D. Da Davide Sardo è tutto, grazie per l'attenzione e a risentirci.